Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, buona domenica, bentornati in diretta alla diretta di 131, bentornati e bentrovati anche agli spettatori di Teleregione Live, canale 88 del digitale terrestre. Continua questa sorta di esperimento delle dirette che vanno sia sulla TV che in streaming sul web, una domenica ricca di pareggi, va detto così, per il calcio sardo, a cominciare da ieri dal Cagliari, fermato sull'1-1 in casa, più tutte le altre partite di quest'oggi tra Serie C e Serie D, unica eccezione il Cagliari Primavera di Michele Filippi, che oggi è stato corsaro in quella di Cesena per 0-1, unico successo del weekend, ricordando che non gioca la Dinamo Sassari di Piero Bucchi perché insomma c'è la sosta per le nazionali, la stessa sosta per le nazionali che attende anche il Cagliari, a cominciare appunto da questi giorni. Ma come sempre non sarò solo in questa domenica di 131, quindi introduciamo subito l'onnipresente, l'immancabile Roberto Pinna. Ciao Roby. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Insomma, tu oggi ci hai raccontato questo pareggio per 1-1 della Torres di Alfonso Greco contro il Rimini. Siamo in attesa anche di collegarci con Marcello Scano, che invece ci ha raccontato su Eleven Sports il 2-2 dell'Olbia contro il San Donato Tavarnelle. Però insomma diciamo che è stata davvero una domenica particolare, perché solamente pareggi dalla Serie B alla Serie D, forse un caso più unico che raro, direi. Eh sì, hai detto bene, caro Fra, più unico che raro. Tra l'altro continua il momento a braccetto a livello di risultati per Torres e Olbia, no? In Serie C, la volta scorsa entrambe vincitrici, questa volta entrambe con un punticino che comunque smuove la classifica e dà fiducia, credo per entrambe, poi con due storie diverse, però certo non sono i 3 punti che avrebbero fatto comodo a entrambe, alla Torres per avvicinarsi ancora di più alla zona playoff e soprattutto mettere punti a distacco dalla zona playout, e per l'Olbia per riprendere a correre, che è un po' il cammino che la squadra di Occhiuzzi deve fare. Sì, davvero 2 pareggi secondo me anche simili in un certo senso, perché comunque visti un po', a parte io della Torres ho visto solo gli highlights, ovviamente ho visto tutta la partita dell'Olbia, però insomma ho visto che effettivamente anche semplicemente in base a un mero calcolo matematico, contando tutte le occasioni da gol create sia dalla squadra di Greco che dalla squadra di Occhiuzzi, probabilmente sarebbero dovute essere 2 le vittorie per le squadre sarde di Serie C. Ma andiamo a vedere il cartello come al solito con i risultati del turno odierno, in attesa del big match della 13ª giornata del girone B, ovvero la sfida tra Virtus Entella e Cesena. Iniziamo ovviamente dalle squadre sarde, quindi 2-2 dell'Olbia in casa contro il San Donato Tavarnelle, 1-1 della Torres in trasferta sul difficile campo del Romeo Neri, ovvero in quella di Rimini. Andiamo a leggere anche gli altri risultati: Ancona Imolese 1-0, Fermana Alessandria 0-0, 2-0 del Fiorenzuola contro la Carrarese. Una sconfitta abbastanza forse in attesa, Robin, ne parleremo magari anche dopo tra i vari temi. Sì. Del Gubbio in casa contro la Recanatese per 1-3, 0-0 anche tra Montevarchi e Vispesaro, 1-1 tra la Reggiana di Aimodiana e il Pontedera del nostro amico Max Canzi. Chiude la vittoria esterna, anche questa forse un po' stupisce, della Lucchese nel derby toscano contro il Siena. Questa invece è la classifica del girone B, con un quartetto
in testa a quota 24, in attesa ovviamente, lo diciamo prima, della sfida di domani tra Cesena e Virtus Entella, che stanno a 24 insieme a Fiorenzuola e Reggiana, 23 punti per il Gubbio, 22 per Siena e Carrarese, 21 per Ancona e Lucchese, 19 per il Rimini, 18 per il Pontedera, 16 per la Torres, 3 squadre a 14 con Imolese, Vispesaro e Recanatese, 12 punti per l'Alessandria, 11 per l'Olbia, 10 punti per la Fermana, 9 per il Montevarchi, 8 per il San Donato Tavarnelle, che insomma, Robby, anche oggi stava per fare lo scherzetto all'altra squadra sarà, dopo averlo fatto alla Torres, no? Sì, è una squadra comunque ostica da affrontare, nonostante quell'ultimo posto in classifica lo sta dimostrando, anche se è andata a recuperare i risultati, a parte alcune volte la squadra di Filippo Mascia, poi di fatto ex Torres, ma non sta molto giocando in quel di San Donato, però a parte questo è una squadra che è molto cinica, riesce a sfruttare poche occasioni che gli si concedono durante le partite, poi è vero, subisce tanto, dice anche la classifica, però comunque sia contro le sarde ha qualcosa di particolare, ha un po' un dente avvelenato la squadra toscana, glielo chiederemo al girone di ritorno come mai tutto questo astio nei confronti delle squadre sarde. Siccome la cronaca, come tu mi insegni, ha sempre la precedenza, interrompo giusto un attimo perché è arrivata la seconda vittoria del weekend e siamo contentissimi. Pochi istanti fa si è conclusa la gara delle Women della Dinamo di coach Antonio Restivo, bella vittoria 78-75 contro Passalacqua Ragusa, anche questa è un successo importante per una Dinamo che vuole continuare a sognare. Sì, successo importante anche perché insomma Ragusa, lo sappiamo, è una delle squadre più importanti del basket femminile di Serie A1, per cui insomma questo dimostra, direi, anche davvero l'ambizione e la forza anche del roster del buon Restivo. Comunque, tornando invece a bomba al calcio e quindi alla Serie C, Roby, inizierei ovviamente dall'analisi di quello che è stato l'1-1 tra Rimini e Torres, perché insomma al di là delle immagini che adesso vedremo, come al solito la partita in 120 secondi, ci sono molti temi da trattare, a cominciare insomma magari anche dall'infortunio di Francesco Rocco. Quindi pregherei il nostro Marcello Mura in regia di mandare i nostri highlights, la partita Rimini Torres in 120 secondi. Sì, insomma, abbiamo visto questo pareggio, no? 1-1. Un bel pareggio, caro il mio Francesco, tra l'altro con tantissime occasioni, perché se poi fate il calcolo delle occasioni avute dalla Torre sono davvero, davvero tante, al di là del gol fatto all'8° minuto per quanto riguarda il Rimini,
non c'è stato davvero un grandissimo pericolo portato dalla squadra padrona di casa, se non forse all'ultimissimo istante di partita, con l'uscita di Salvato che rischiava di favorire Piscitella, è entrato nella ripresa, invece poi è stato bravo lo stesso Salvato a gettarsi ai piedi dell'esterno del Rimini per recuperare la palla. Detto questo, che partita è stata? La partita dove la Torres è subito andata sotto all'8° minuto con Santini, bomber, capocannoniere di questo girone al momento, girone B della Serie C. Sempre lui, sta segnando sempre lui davvero per il Rimini, però era una Torres che aveva impattato bene, avete visto la bellissima rovesciata di Diakite che è uscita davvero di un niente. Poi al 28°, l'abbiamo visto in questi istanti in grafica, l'espulsione di Vano per un fallo veramente ingenuo a gioco fermo, lui era in un fuorigioco, è andato comunque a contrasto con Salvato e ha colpito la gamba del portiere rossoblu, c'è stata l'espulsione, da lì è stato di fatto un assedio Torres. È arrivato questo gran gol di Sanat, che l'ha messa nel 7, lo rivediamo, pregevolissimo come tocco. Poi nella ripresa tantissimi tentativi per Scappini, che ci ha provato di testa un po' in tutti i modi, un bel tiro di Lisei da fuori e soprattutto il miracolo di Zaccagno fatto su Sanat, davvero oggi in formissima. Alla fine un 1-1 che sicuramente lascia un rimpianto, lo ha detto anche Greco, poi lo andremo ad ascoltare, alla squadra rossoblu, perché per come si era messa la Torres poteva creare davvero i presupposti per portare a casa un'altra vittoria dopo quella per 2-1 di sabato scorso in casa contro l'Aquila Montevarchi. Non c'è riuscita, la squadra di Greco comunque lascia il neri con un pareggio che smuove la classifica, un pareggio soprattutto che ti permette di andare con la testa un pochino più scarica, no? Alla prossima sfida importantissima contro la Reggiana in casa al Vannisanna, anche perché a livello di infermieria è una partita che peserà tanto nell'economia della Torres nelle prossime settimane. La Torres ci è arrivata con tanti problemi, Ferrante su tutti non sta riuscendo a recuperare, però oggi ha ritrovato un buon Lombardo. Non hanno giocato né Heinz né Liviero, che si sono fatti male nelle ultime ore in rifinitura, di fatto prima di questa sfida al Rimini, e soprattutto dopo 22 minuti si è fatto male forse l'uomo simbolo di queste prime 12 giornate della Serie C, prima di questa 13ª contro il Rimini, Francesco Ruocco. Un problema muscolare serio, sembra uno stiramento per lui, dovrà star fuori, a quanto ci ha detto Greco, almeno un paio di settimane. La fortuna di Greco è che è entrato Sanat, il piccolo Unas, come lo chiamiamo noi, che davvero il merito più grande che ha è che non ha fatto assolutamente rimpiangere Ruocco, perché ha fatto una partita da Francesco Ruocco. Gol, occasionissima, ma soprattutto dribbling, strappo, rifornimenti per gli attaccanti. Se Greco trova un Sanat in formato Ruocco, può vivere sogni tranquilli. Ecco, hai detto bene, se Greco trova un Sanat formato Ruocco, perché effettivamente, insomma, Francesco Ruocco è stato di fatto il trascinatore insieme a Scappini di questo inizio di stagione in casa Torres. Abbiamo detto, l'hai detto tu prima, prossimo turno molto molto delicato, perché arriva la Reggiana a Sassari, Reggiana che insomma in attesa del match tra Cesena e Ventella è in testa alla classifica, quindi insomma un'altra prova importante per la Torres. Però ti direi, al di là forse anche della superiorità numerica, che probabilmente ha anche inciso negli equilibri del match, però effettivamente comunque una Torres che è riuscita a mettere davvero alle corde una squadra come il Rimini, temibile anche per quello che abbiamo visto, soprattutto in casa, perché insomma l'hai detto tu prima, comunque è uno stadio dove, ricordiamo, si è giocata la Serie B per tanti anni. Insomma, forse anche senza Ruocco è stata una prova non dico di maturità, però davvero di squadra davvero importante per i rossoblù, no? Ma credo assolutamente, ma soprattutto, sai, fare una prova del genere in una partita dove non solo ne Ruocco, ma è anche un altro giocatore non a disposizione, che secondo me è fondamentale per questa Torres, che è Liviero. Quando riesci a fare così bene e non hai due giocatori importanti come loro due, secondo me è quell'iniezione di fiducia che ti serve se poi devi andare a affrontare un filotto con Reggiana, Ancona, Gubbio, Fiorenzuola, tante partite importanti che aspettano la Torres da qui in avanti, e farlo con questa consapevolezza, con la concretezza, no, di avere una rosa importante e comunque sia delle alternative a livello dei titolari che mancano, secondo me per Greco è davvero, davvero importante. Poi tra l'altro non dimentichiamoci che la Torres è 12ª, come abbiamo visto poco fa in classifica, molto più vicina a livello di punti, che 3 punti dal Rimini, che è l'ultimo vagoncino del treno playoff, rispetto ai 4 dell'Alessandria, ultimo vagone che trascina, diciamo, la zona playout. Quindi secondo me è un punto che serviva nel morale,
Ora starà un po' a Greco magari fare un po' la conta degli uomini e cercare di gestire una rosa che oggettivamente è un po' stanchina. Lo ha mostrato anche negli ultimi minuti oggi, però sicuramente è una buona Torres, e lasciami dire che ha trovato oggi, al di là dei tanti nomi fatti, un giocatore importante che stava mancando, e invece secondo me è fondamentale per la Torres, che è Filippo Lora, che ha fatto un partitone oggi. Cioè avere Filippo Lora che fa sia da filtro che da costruttore, vedi un altro calcio quando Filippo Lora gioca così. Sì, che poi insomma di fatto è forse il centrocampista di maggiore esperienza, quello su cui insieme a Suciu, va detto, la società aveva puntato maggiormente in estate durante la campagna acquisti. Forse si è fatto attendere per avere questo tipo di rendimento, anche se comunque insomma le sue partite a mio modo di vedere le ha sempre fatte, forse anche entrando un po' in condizione nell'ultimo periodo sta aumentando anche il suo rendimento. Restando sui singoli, Roby, perché insomma c'è un altro nome che a Sassari è molto, come dire, insomma è sulla bocca di molti tifosi che non sempre ne apprezzano al massimo le sue capacità, ovvero stiamo parlando di Adam Diakité. Non ti chiedo il tuo parere, perché oramai lo sappiamo a menadito, però insomma ribadisco, io non avendo visto la partita, avendo visto solo gli highlights, ho visto un Diakité che era sempre costantemente presente nelle azioni offensive dell'Attores, al di là della rovesciata insomma meravigliosa, che magari vedremo forse dopo questa azione, una rovesciata meravigliosa che di pochissimo è uscita fuori, però insomma vedendo anche tutti questi highlights, Adam Diakité è sempre al centro della manovra offensiva. Forse anche recuperare lui da un certo punto di vista, no? Insieme magari all'inserimento di Sanat negli schemi dell'attacco titolare, possiamo definirlo in questo modo, potrebbe essere un modo per patire meno l'assenza di Rocco, no? Assolutamente sì, io credo che a Diakité manchi solo una cosa, il gol, perché l'attaccante vive di quello, quando riesce a trovare un gol ti fa vivere la settimana più sereno, e se Diakité trovasse 1 o 2 gol in fila, secondo me la Torre si ritroverebbe tra le mani un attaccante veramente importante, perché le sponde che oggi ha fatto Diakité in mezzo a una difesa solida come quella del Rimini, difficilmente lo si trova un giocatore del genere per una squadra che si vuole salvare in categoria, soprattutto nel girone B. Quindi secondo me per la Torres è molto importante recuperare anche mentalmente Adama Diakité, che oggi ha iniziato con una voglia pazzesca. I primi palloni ha lottato davvero come se fosse un leone, non a caso la rovesciata è arrivata dopo circa 2 minuti dall'inizio della partita. Aveva voglia di ribaltare non solo il gesto tecnico, ma di ribaltare anche metaforicamente i fischi di settimana scorsa al Vannissan alla sua uscita. Secondo me oggi ci è riuscito con una prova di sacrificio. Paradossalmente oggi non ha trovato l'aiuto di uno che è un giocatore che vive solo per il gol, perché lo abbiamo imparato ormai a conoscere in questi primi mesi a Sassari, ovvero Scappini, che oggi ha fatto una gran partita di sacrificio. Di testa ci è arrivato sempre solo lui, però gli è mancato quel pizzico di cinismo che invece lui ha, soprattutto nelle giocate di testa. Vi ricorderete il bel gol contro l'Olbia, per esempio, per citarne uno. È un giocatore che è davvero mancato forse solo quella ciliegina sulla torta oggi alla Torres, perché se hai uno Scappini che fa 12 tiri di testa, ma almeno uno te lo mette dentro, poi torni a casa con i 3 punti. Però comunque ha fatto una partita anche lui molto di sacrificio. Secondo me Greco difficilmente troverà delle lacune dopo questo 1-1. So che è strano a dirlo, perché poi se pareggi dopo aver giocato 60 minuti in superiorità numerica, uno dice magari c'è qualcosa che non va. Invece secondo me questa Torres ancora sta continuando, diciamo, quel percorso che ha intrapreso dalle primissime giornate. Sì, ma sai perché Scappini oggi non ha segnato? Si è tenuto tutto per la prossima sfida con la Reggiana, no? Per il gol dell'ex, vuole fare il gol dell'ex, esatto. Assolutamente. Domenica al Vannissan contro la Reggiana. Battute a parte, direi di andarlo ad ascoltare adesso Alfonso Greco al termine del match dalla sala stampa del Romeo Neri. Insomma, andiamo, Marcello Mura, sentiamo. A me sembra che 11 contro 11 stavano facendo benissimo. Sinceramente, anche dopo aver subito il gol, siamo stati in partita, abbiamo creato e quindi anche sull'11 contro 11 sotto di un gol abbiamo fatto la partita noi. Poi chiaramente l'espulsione ha condizionato sicuramente. L'unica recriminazione è che tante occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a sfruttarle per portare a casa la vittoria che secondo me era meritata. Ci dispiace perché penso che ne avrà per qualche settimana, un giocatore importante per noi come Ruoco, però
sono contento perché chi è subentrato è entrato in partita benissimo, vedi Sanat ha fatto la differenza, quindi sono ragazzi che stanno crescendo, che stanno acquistando fiducia e che stanno costruendo, e questo mi fa pensare. Vedo la bontà della rosa del Rimini, sono giocatori che anche quando anche in fila numerica, ma ci sono giocatori che possono fare la differenza in questo campionato e possono inventare la giocata e metterci in difficoltà, quindi mi dispiace perché per come è andata la partita sicuramente avremmo evitato la vittoria. Ecco, la sala stampa del Romeo Neri non è in autostrada, come potete pensare, magari No, però diluviava a giustifica dell'audio. Quindi, insomma, esatto, era un diluvio universale, quindi quello che si è abbattuto poi a fine partita. Esatto, infatti era proprio per spiegare questo fatto anche ai nostri telespettatori. Tra l'altro sempre è bello per gli sponsor del Rimini, tra cui quel pub meraviglioso, il Bounty, non so se chi è stato a Rimini sicuramente lo conosce, con un'ambientazione piratesca. Comunque Roby, insomma, per chiudere un po' anche il discorso Torres, in chiusura prima di lasciarti giusto uno spazietto, ti dico che ci sono state anche forti proteste per quanto riguarda la Torres per il gol del Rimini, perché secondo loro c'è stato un tocco di mano, ne ha parlato Lora, sicuramente poi ve lo proporremo domani in zona mista. Sì, vedremo effettivamente, anzi ascolteremo le parole di Filippo Lora in conferenza stampa al termine di Rimini Torres. Dicevamo, insomma, se in qualche modo, lo diceva lo stesso Greco, no? L'analisi della partita di oggi, di questo pareggio di Rimini, lascia comunque un po' di amaro in bocca per quanto la squadra rossoblu ha prodotto in campo. Direi, Roby, che lo stesso tipo di analisi è poi stata fatta anche da Roberto Chiuzzi, perché effettivamente questo 2-2 dell'Olbia contro il San Donato Tavarnelle lascia un bel po' di amaro in bocca ai galluresi, perché effettivamente, insomma, intanto prosegue questa sorta di crescita anche nel cammino di questo inizio di stagione, già data dall'ultima vittoria di domenica scorsa contro l'Imolese. È vero, oggi non sono arrivati 3 punti e probabilmente, insomma, in casa contro il fanalino di coda era lecito anche aspettarseli, però effettivamente andando ad analizzare tutto quello che è stato anche l'andamento della partita, lo dicevamo prima nel prediretta, l'abbiamo detto anche all'inizio della diretta, questo San Donato Tavarnelle è una squadra molto cinica, molto brava anche a sfruttare ogni minimo errore la squadra avversaria gli conceda, ed effettivamente, insomma, se non ci fosse stato il bel gol di Lorenzo Boganini, che andremo a vedere adesso nella solita clip della partita, il racconto della partita in 120 secondi, probabilmente ci sarebbe stata in casa Olbia la stessa delusione che ci fu, ce la raccontasti tu a suo tempo, in casa Torres dopo la partita appunto contro il San Donato. Comunque, andiamo subito a vedere quello che è stato il match, il riassunto di Olbia San Donato Tavarnelle nella nostra partita in 120 secondi.
Ecco, insomma, questo è stato il racconto di Olbia San Donato Tavarnelle 2-2, un po', insomma, quello che abbiamo detto per la Torres vale per questi highlights, no Roby? Cioè, nel senso, abbiamo visto tante occasioni da gol prodotte dai bianchi di Occhiuzzi. Dicevamo prima, continua il processo di crescita della squadra gallurese, animata da un Daniele Ragazzu veramente ingiocabile, io l'ho definito così nelle mie pagelle di oggi, perché effettivamente, al di là del gol meraviglioso che abbiamo visto e che rivedremo adesso, davvero è un giocatore che in qualunque istante ti può far cambiare la partita. E non è l'unico, perché se fino a qualche settimana fa probabilmente il Quartese era l'unico davvero appiglio di questa squadra per cercare di fare i punti, in realtà forse anche iniziano a girare un po' le gambe, Roby, no? L'abbiamo detto mille volte, la preparazione quasi militare di Occhiuzzi durante il precampionato aveva inciso anche nell'imballare, forse più del dovuto, le gambe dei galluresi. Però già da oggi, anzi in realtà già da Imola, ma anche oggi si è vista un'Olbia fresca, un'Olbia che effettivamente sta iniziando a giocare bene, a giocare un bel calcio. I 2 gol l'abbiamo visto, no? Questo è un tiro quasi forse imparabile di Calamai sotto l'incrocio, molto forte, anche se forse Gelmi a livello di posizionamento poteva fare qualcosa di meglio. Il primo gol lo avete visto tutti, un errore proprio di tutto il reparto arretrato, con Bellodi che va ad anticipare l'attaccante a centrocampo, la palla scappa, lì non chiudono né Emerson né Brignani, Gelmi sbaglia il tempo dell'uscita e per Ubaldi poi è facile beffarlo. Però effettivamente, al di là di quell'altra occasione che abbiamo visto prima, il San Donato questo ha prodotto, cioè l'Olbia ha fatto davvero una grande partita. Il gol di Boganini che stiamo vedendo adesso è davvero una bella gemma che dà in qualche modo rende giustizia alla prestazione dei ragazzi di Occhiuzzi. Abbiamo visto un Incerti che continua a crescere sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista della personalità, così come Roberto Biancu, che a seconda di dove lo mette Occhiuzzi sta ultimamente ripartendo dall'inizio da trequartista, poi spesso viene arretrato quando c'è bisogno di sbilanciare la squadra. Da segnalare in negativo appunto la prestazione di Gelmi, che oggi probabilmente non è stata la sua miglior giornata da quando veste la maglia dell'Olbia, e poi soprattutto l'espulsione ingenua di Gianluca Contini nel finale per un mezzo litigio, diciamo così, con un difensore del San Donato Tavarnelle. Visti i problemi di Nicola Nanni, che dovrebbe essere il centravanti titolare di questa squadra, il centravanti designato almeno per Occhiuzzi, problemi fisici che non lo rendono a disposizione in questo periodo. Ecco, diciamo che piovere sul bagnato in questo caso non è mai una buona idea. Detto ciò, prima di rivedere magari ancora gli highlights nel frattempo, ci saluta il nostro Marcello Scano, che è dovuto andare a Istanbul, Roby, perché non so se tu hai seguito ieri, Pedro è stato espulso. Esatto, è stato espulso col Fenerbahce, e quindi oggi aveva bisogno della controfigura per poter uscire di casa, quindi ha chiamato al volo Marcello, che salutiamo, ovviamente lo ritroveremo martedì in serie 131. No, tornando invece alla partita, prima di andare a sentire poi le parole di Occhiuzzi, dicevo, oggi io facendo le pagelle è stato difficile anche trovare delle insufficienze al di là di Gelmi e Contini, perché effettivamente la prova dei bianchi insomma è stata superiore alla squadra toscana, che effettivamente appunto ha messo in scena un po' il remake di quella che era stata Torres San Donato Tavarnelle, con dall'altra parte però c'era stavolta un Boganini che, a differenza di Sergio Succiu, che aveva sbagliato il rigore nel finale, ha almeno addolcito un po' la pillola, diciamo così, a Occhiuzzi. Però è un dato di fatto che, diciamo prima, quest'Olbia sta crescendo. La vittoria di Imola aveva dato maggiori certezze in settimana alla squadra gallurese.
io credo che questo pareggio arrivato, guarda adesso cosa fa Bianco, non so se l'hai visto prima, io in diretta pensavo che fosse gol sì. questo, devo essere sincero, penso che la palla sia uscita di 10 centimetri sopra la traversa, davvero, però effettivamente insomma anche ritrovare Boganini, per dire ecco, forse se dovessimo fare un piccolo appunto a Occhiuzzi, forse noi l'avremmo fatto entrare un po' prima rispetto all'87esimo, perché questa era praticamente la seconda palla toccata da Boganini. La prima aveva causato il calcio d'angolo e poi è arrivato il gol del pareggio. Questo è un colpo di testa di Koenig, dell'argentino, che anche questo forse meritava miglior fortuna, però effettivamente io credo che anche i tifosi dell'Olbia possano essere abbastanza soddisfatti della prestazione dei bianchi, perché, no, lo diciamo Roby spesso in passato, non si intravedeva una sorta di miglioramento, no, nel tempo. Questo miglioramento invece in casa Olbia finalmente, direi, si inizia a vedere, e secondo me davvero incide molto il discorso atletico, perché se è vero da una parte che ci sono ancora assenze pesanti, quella di Nicola Nanni, lo dicevamo prima, del centravanti sammarinese, che forse in questo momento è l'unica vera pecca di questa squadra, perché a questa squadra manca un centravanti di peso, cioè quello che nel momento in cui sei sotto devi recuperare, oppure al contrario sei sopra e devi difendere, lo butti in avanti per cercare, no, di tenere la squadra alta, fare un po' di lavoro sporco, sponde, colpi di testa e via dicendo. Ecco, sta mancando maledettamente, direi, all'Olbia. Anche oggi Occhiuzzi ha dovuto mettere Bellodi nel ruolo di pivot in alcuni momenti, ed effettivamente insomma sicuramente è una cosa che non può andare bene. Credo che insomma, al di là di quello che sono poi le notizie sulle condizioni fisiche di Nanni, io ritengo che l'Olbia sul mercato qualcosa debba fare a livello proprio di prima punta, anche perché Babbi fa un altro tipo di lavoro, lo dicevamo prima, lo dicevamo anche nelle scorse settimane, un centravanti che è molto alto, però abbastanza longilineo, ed è più un giocatore tecnico che un giocatore fisico, che sì, lo fa per spirito di sacrificio, però poi alla fine non riesce a essere così tanto decisivo. Per fortuna c'è Ragazzu, direi, in casa Occhiuzzi, che possiamo andare a sentire nella conferenza stampa un estratto delle sue dichiarazioni raccolte dal nostro Marcello Joao Pedro Schiano, Enigma, oggi al Nespoli. Per me oggi l'Olbia sta iniziando ad essere la squadra che voglio io, una squadra che gioca a calcio, una squadra che riesce a stare più alta, più corta. Per quanto riguarda il gioco, ho sentito giusto la domanda, la frenesia. Noi il gioco l'abbiamo avuto noi in mano, sapevamo allora una squadra che caseggiava per poi attaccare da profondità, muoveva 2 o 3 volte la palla, organizzativo, sapevamo, però quando poi riuscivamo a prendere palle più volte, eravamo in anticipo, riuscivamo a prendere palle, lì non ci doveva essere la frenesia. Ecco, quello forse il problema è mancato. Il secondo tempo siamo entrati con un discorso. I ragazzi volevano entrare e spaccare il mondo. Con i ragazzi giovani, per spaccare il mondo prendi il terzo gol. Io la cosa che ho detto, ora deve essere una squadra che va a riprendere la gara, ma si sa difendere, con equilibrio. E in questi ragazzi mi sono piaciuti molto. Se guardiamo dietro, magari una gara del genere 3 settimane fa, 4 settimane fa, anche per assenza, ma anche perché ancora non avevamo determinate cose tattiche dentro di noi, questa gara l'abbiamo persa. Oggi l'Olbia, oltre alle 3 occasioni del primo tempo, che sono occasioni importanti, perché sono occasioni da dentro l'area, oggi l'Olbia riesce a riempire l'area, riesce a fare, poi abbiamo fatto 16 o 18 cross in una gara, sono tanti. Quindi, mentre prima le vostre domande erano viste, ma non si è entrenato, mister, ma non arriviamo, vabbè, tutto vero. Oggi l'Olbia riesce a entrare in area. Si può dire che non fa gol. Entri in area ma non fai gol. Non fai gol perché ti preoccupi se non crei l'occasione da gol. E prima io mi sentivo molto responsabile in questo. Le crei, devi fare. Direi che insomma non fa una piega il ragionamento finale, se crei le occasioni devi anche fare gol, però effettivamente Robby, insomma, che tu hai visto l'Olbia. Detto che io firmo adesso un contratto col diavolo, 2 gol a partita dell'Olbia, lo firmerei ora,
Poi magari non vince le partite, però firmerei adesso a vedere 2 gol ogni partita dell'Olbia. No, ma soprattutto poi, insomma, io credo che davvero, al di là di tutto, quando anche i giornalisti, che di solito, appunto, a proposito di diavolo, no, sono di solito sempre cattivi e stanno lì a cercare, insomma, sempre quello che non va. Ecco, se anche i giornalisti danno ragione in qualche modo all'allenatore sul fronte della prestazione, perché lo sai, no? Spesso la prestazione è un po' l'alibi dietro cui si nascondono gli allenatori quando le cose non vanno bene, però effettivamente, dicevamo, il cambio di rotta dell'Olbia nell'ultimo periodo è evidente e non si può assolutamente che mettere in risalto, perché oggi effettivamente la prestazione era una prestazione da vittoria larga, senza gli errori importanti, perché ribadisco l'errore di reparto nel primo gol. E poi andando a rivedere anche il gol su punizione, non so se riusciamo a isolarlo col nostro Marcello Mura, però effettivamente se tu vai a vedere bene la disposizione tra barriera, insomma, di giocatori che stanno difendendo, a un certo punto si vede Emerson che non doveva uscire sul pallone, lamentarsi perché nessuno esce sul pallone, quindi praticamente Calamai si è trovato il corridoio dritto per dritto. Poi bravo lui che ha tirato, insomma, un macigno sotto la traversa, però insomma, se rivediamo bene la posizione della barriera, effettivamente anche lì con un po' più di attenzione forse si poteva evitare. E poi sono punti importanti che stai lasciando per strada, perché effettivamente, se lo si diceva le settimane scorse, no? Ti ricorderai sulla Torres, e questo poi vale anche per l'Olbia, sia che tu ti debba salvare, sia che tu ti debba poi cercare. Faccio una critica da vecchio, nonostante i miei 32 anni. Se l'uomo che si mette a fare il tanto chiacchierato coccodrillo esce sull'uomo, magari Calamai ha meno spazio, ma io ovviamente non sono un tattico, non sono... L'hai detto tu. Però se l'uomo invece che stare sdraiato esce su Calamai, magari... Sì, l'hai detto tu, sono molto d'accordo con questo. Prima di chiudere il discorso Serie C, andrei a vedere, Roby, il cartello del prossimo turno, perché insomma siamo già alla 14ª giornata. 2 partitoni, ricordiamoci. Sì, 2 partite veramente importanti per le squadre sarde. Intanto aprirà l'Olbia a mezzogiorno contro la Carrarese, quindi questo orario particolare che fa molto Serie A, no? Anche se poi sappiamo benissimo che il motivo non è molto la Serie A, all'italiana più che Serie A. Esatto. E per rilanciare i bar di Carrara, no, assolutamente. Bravo, di risparmiare qualcosina. Per cercare di risparmiare qualcosina sul discorso elettricità. Poi la Torres, come diciamo prima, che ospita la Reggiana al Vanissan, sicuramente una partita di grande fascino, visto il blasone degli emiliani di Aimodiana. Poi le altre partite sono Alessandria Siena, Cesena Ancona, Pontedera Fiorenzuola, Imolese Montevarchi, Lucchese Gubbio, Recanatese Rimini, quindi insomma anche un derby dell'Adriatico, San Donato Tavarnelle contro Virtus Entella e Vispesaro Fermana, altro derby marchigiano. Non so se riusciamo a vedere anche la classifica di nuovo prima di passare alla Serie D, dare spazio alla Serie D, anche per vedere, no, Roby, quanto sarebbero stati importanti quei 2 punti in più per l'Olbia, perché poi magari tu dirai, facevi solamente lo switch di posizione con l'Alessandria, no? Lasciavi l'Alessandria dietro, però in realtà ti attaccavi ancora di più a Recanatese, Vispesaro e Imolese, e tu mi insegni che in questa fase del campionato, lo dimostra anche il cammino dell'Olbia dell'anno scorso di Max Canzi, più riesci a stare attaccato a tante squadre, quindi più si riesce a livellare un po' le distanze rispetto alle squadre che ti precedono. Ovviamente poi tutto è possibile, perché basta veramente anche solamente un pareggio o una vittoria per cambiare tutto, per cui insomma questi 2 punti lasciati per strada. In Serie C, per come è la formula del campionato, 2-3 punti valgono 6 punti di altri campionati. Cioè, quando tu fai un pareggio, infatti in Serie C è una mezza vittoria, perché poi essendo molto largo l'ingresso sia per i playoff che per i playout,
fare un punticino ti permette di staccarti un attimo da quelli che ti inseguono o avvicinarti da quelli che ti precedono, e in quel senso è buono. Per esempio oggi per la Torres aver fatto un punticino va bene, perché dietro ha vinto solo la Recanatese, gli altri hanno o pareggiato o perso, e quindi comunque si è messo un'altra giornata davanti a te che ti allontana dalla zona play-out. Va bene, chiudiamo l'argomento Serie C per aprire quello di Serie D. 3 pareggi per le squadre sarde, lo dicevamo prima, no? Il derby della Maddalena tra Ilva Maddalena e Costa Orientale Sarda che si è chiuso con l'1-1. Vediamo anche un po' i risultati del girone G di Serie D. Il pareggio con tante recriminazioni dell'Atletico Uri contro il Pomezia, vinceva 2-0 la squadra di Pava, ma ce lo racconterà il nostro Andrea Olmeo in collegamento tra poco. E poi questo 0-0 importante dell'Arzachena contro la Casertana, è importante perché la Arzachena riprende a fare punti, e perché comunque fare punti contro la Casertana, e vedremo anche tra poco, commenteremo insieme gli highlights, sicuramente è un'iniezione di fiducia importante per la squadra di Nappi. Questa invece è la classifica del girone G, con il Sorrento che continua a lasciare, a mettere tra sé e le dirette inseguitrici sempre più punti, 26 punti per il Sorrento, 20 per l'Uva Frascati e Cassino, 18 Palmese, 17 Casertana, Ilva Maddalena, Angri e Monterotondo, 16 Paganese, 15 Arzachena, 12 Atletico Uri e Pomezia, 11 Portici, Costa Orientale Sarda e Tivoli, 10 punti per Nola, e Visartena chiude all'ultimo posto l'Aprilia del nostro amico Marco Mariotti a soli 5 punti. Iniziamo la carrellata di immagini e di commenti, insomma, sulla Serie D, proprio dalla parità tra Casertana e Arzachena, 1-0-0 che, insomma, al di là di, ti dico subito, abbiamo preso gli highlights fatti dalla Casertana, e si vede che è uno stadio, anche quello di Caserta, dove si è giocato il calcio vero, insomma. Direi. Fa sempre piacere, insomma, vedere queste immagini. Diciamo uno 0-0 importante per l'Arzachena, perché soprattutto nel primo tempo la squadra di Nappi ha sofferto tanto le iniziative dei rossoblù di casa. Ci ha provato alcune volte, un paio di volte appunto con Bolò e Nino Pinna, poi è diventato grande protagonista Eugenio Fusco, il portiere, ricordiamo, arrivato da Cagliari Primavera, alcune parate davvero importanti come quella che abbiamo visto prima, questa, insomma, togliere la palla dall'incrocio, e poi soprattutto a breve lo vedremo, la parata sul calcio di rigore, che di fatto blinda questo buon pareggio per l'Arzachena. Un primo tempo totalmente dominato, possiamo dire così, dalla squadra di casa. Questo è il rigore fischiato per fallo di Sosa, la battuta del numero 94 Favetta, che poi viene bloccata da Fusco. Secondo tempo invece cambia un po' lo spartito, perché l'Arzachena, deve essere che Nappi si è fatto sentire negli spogliatoi, e sono tantissime le occasioni da gol per gli smeraldini. Prima con Bonacquisti abbiamo visto la traversa di Bolò, poi ancora Onazzi, te lo ricordi, l'ex Lazio Salernitana, che ci ha provato da fuori, ma insomma guarda ancora cosa ha fatto il buon Eugenio Fusco in coabitazione, diciamo così, con Federico Bonu. Insomma, alla fine un pareggio senza gol, qua una grandissima rovesciata, mi pare di Nino Pinna, ma non ne sono certo. Sì, era Nino. Ti dico, era Nino, vero? Mi è sembrato lui, però insomma un pareggio per 0-0 che dice tanto sulla solidità della squadra di Marco Nappi, perché appunto tornare a casa da questa trasferta con un punto, per come si era messa la partita, per come si era messo soprattutto il primo tempo, non era semplice. L'Arzachena è la squadra, l'abbiamo detto, delle squadre sarde, delle 4 sorelle sarde, quella con maggiori ambizioni, visto anche il livello della rosa, visto anche quello che poi ci si aspetta che farà la squadra smeraldina sul mercato. Quindi tornare da Caserta così, con una bella prestazione solida, sicuramente non può che far bene agli uomini di Marco Nappi. Marco Nappi, che abbiamo sentito poi nel post partita, queste le sue dichiarazioni. Mister, la squadra viene a Caserta, in uno stadio importante, fa la partita, la gioca fino all'ultimo, con cuore, qualità, grinta. Come giudica il match dei ragazzi? No, un'ottima prestazione, ma più che altro una bella partita da vedere, sempre con il massimo dell'intensità, occasione su occasione da ambo i lati, anche perché poi la qualità in campo era molto alta. Anche la Casertana è una squadra molto molto forte, però oggi veramente i ragazzi hanno fatto una partita incredibile, e una partita che potevamo anche portare a casa la vittoria, però penso che il pareggio sia più giusto così.
Ecco, il pareggio è giusto, ha detto Marco Nappi, insomma, chiaramente contento di questo risultato. Hai un'esclusiva? Sì, ho un'esclusiva Così mi perché hai ci è arrivato scritto. l'audio di Fusco sul rigore di Favetta, gli aveva detto no, non è periodo, quando gli ha bloccato la palla. Questo, Mamma mia. siccome Andrea Mamma mia. Olmeo è Mamma collegato, mia. domani questo è un Olmeme, Andrea, altrimenti non verrai più a lavorare con me. Molto bene, molto bene. Va bene, insomma, abbiamo parlato del pareggio dell'Arzachena, come al solito restiamo in Gallura, andiamo alla Maddalena, 1-1 nel derby di Moneta tra Ilva Maddalena e Costa Orientale Sarda. Prima di vedere gli highlights, il commento del nostro Claudio Inconis che ci ha raccontato la partita. Pareggio per 1-1 tra Ilva e Cos nel derby dello Zicchina, partita decisa dai gol di Derbali per gli ospiti al 55esimo e pareggio sul rigore di Casero al 40esimo. Episodio controverso, discusso, tante polemiche, una piccola rissa. Partita vibrante, non bella, con questi due momenti salienti a sancire un pareggio che però tutto sommato, per quanto visto in campo, giusto. Cos guardingo, attento a non concedere occasioni ai padroni di casa. Ilva volenterosa, la squadra dei Gardini prova a giocare a pallone, gioca bene in realtà fino agli ultimi 20 metri, poi manca, come commenta lo stesso allenatore maddalenino, qualcosa in più, manca l'ultimo passaggio, insomma, probabilmente per concretizzare le occasioni. 3 o 4 calci da fermo non sfruttati, però insomma, per quanto visto in campo, pareggio giusto e un punto che fa bene alla classifica di entrambe le squadre. Ecco, Roby, è un'altra esclusiva, se non ero appena arrivato. È una battuta dalle agenzie. Questa è appena stata valuta dall'ANSA, la troverete sulle principali testate italiane. Sarete accorti, più attenti, della giravolta di Inconis prima di raccontarci la partita, perché è un segreto, uno spoiler che ci ha fatto Claudio. Da settimana prossima sarà a Ballando con le Stelle Estonia in coppia con Ragnar Klavan, l'ex giocatore del Cagliari. Balleranno insieme, una coppia tutta da scoprire, Inconis Klavan. Sì, sono curioso di sapere chi tra i due è il maestro di ballo e chi è l'allievo. Però, insomma, Claudio, vedremo. Assolutamente sì. Insomma, dicevamo una partita non bella, lo possiamo dire tranquillamente. Insomma, non so se abbiamo anche le immagini salienti. Una partita decisa da 2 calci piazzati, perché insomma la Costa Orientale Sarda ha segnato con Derbali colpo di testa su calcio d'angolo battuto da destra. Ha risposto poi l'Ilva Maddalena con il calcio di rigore trasformato da Nacho Caceiro, che insomma torna al gol. Una partita molto solida, quella del fantasista argentino, che più di un'occasione ha cercato il gol, appunto un destro molto molto educato. Però anche il gol olimpico, l'abbiamo visto prima, Roby, proprio per entrare un po' forse anche nella storia. Per il resto, appunto, una partita solida giocata da entrambe le squadre, un punto che forse insomma da una parte non accontenta nessuno, ma dall'altra, ecco, questo è il gol di Shep Derbali, dall'altra dà anche un po' la giusta importanza anche al lavoro che è stato fatto dai 2 tecnici in quest'ultimo periodo, soprattutto in casa Costa Orientale Sarda. Insomma, i risultati stanno finalmente arrivando, e questa è l'occasione del rigore poi trasformato da Nacho Caceiro. Un po' di nervosismo lo si vedrà anche a breve, ne ha fatto le spese Contucci. Ecco qua un fallo su Mancosu o su Nurchi, no, forse su De Monti, se non riesco a riconoscerlo da questa distanza. Però effettivamente insomma davvero una partita solida da parte delle 2 squadre, un derby bello sardo, come piace a noi, bello intenso, un po' come era stato settimana scorsa Arzachena Atletico Uri. Andiamo a sentire le parole allora dei 2 allenatori, raccolte dal nostro Claudio Inconis, reduce recuperato un risultato di svantaggio, poi siamo rimasti in 10, espulsione dubbia secondo me, però alla fine ci prendiamo questo punto. Va bene, che dobbiamo fare? Meglio un punto che niente.
da parte dei miei ragazzi sì, mi aspettavo questa partita e hanno dato tutto, secondo me hanno fatto molto molto bene a raddoppiare, a triplicare, ci è mancato forse qualcosa sotto porta, però secondo me la squadra si è espressa molto molto bene, ma soprattutto a livello mentale e a livello caratteriale, perché anche quando siamo rimasti in 10 non ha mollato nulla. Penso che il primo tempo abbiamo fatto molto molto bene nel triplicare, nel non buttare la palla, bene. Posso fare soltanto i complimenti, come già ho detto a loro, perché io sono una persona che parla chiaro, come sono entrato negli spogliatoi anche nel primo tempo, io ho detto soltanto ragazzi continuate così perché state andando bene, c'è solo di mettere la palla in porta, però non è successo, addirittura ci siamo trovati sotto, però questo è il calcio, La squadra nel senso ha costruito poche palle gol, ma ha fatto molto molto bene, perché sapevamo che incontravamo una squadra molto molto forte con giocatori molto importanti e penso che la mia squadra non sia stato al di sotto del COS. Penso anzi che al primo tempo abbiamo fatto un'ottima prestazione. Se poi andiamo a esaminare tutto, abbiamo avuto 3-4 palle inattive che sono passate davanti alla porta, lì con un po' più di cattiveria riesce a metterle dentro. Abbiamo fatto la prima vittoria in casa, ho detto che la squadra mentalmente non era ancora guarita. Continuo a sostenere questo perché probabilmente il peso delle attese e diciamo così la mancata realizzazione delle attese sul campo ha creato un po' di pressione, perché di fatto questa è. Però ne stiamo venendo fuori perché ci siamo ritrovati 3 settimane fa a parlare di come stavamo andando, pensando che sicuramente all'inizio del campionato nessuno si poteva immaginare che a questo punto occupavamo allora l'ultima posizione in classifica e pian piano secondo me stiamo guarendo da questo male, perché ripeto, venire alla Maddalena a fare una partita importante non era facile poi per l'entusiasmo che ha la squadra, i vari tecnici e tattici che porta dietro, con giocatori importanti che hanno fatto la categoria. Bonaguirre l'anno scorso a Luri ha fatto un grandissimo campionato e quest'anno si sta ripetendo, senza considerare poi tutti gli altri giocatori che stanno facendo in questo momento un gran campionato. Senza dimenticare che a guidare la truppa c'è Aldo Gardini, che è un allenatore navigato e che la categoria la conosce come le sue tasche. Sinceramente non ho visto il contatto, ma non perché non ci sia stato il contatto, perché ho seguito con lo sguardo la palla e ho preso fiato per farla andare lì di lato. E quindi onestamente non ti so dire se c'è stato il contatto fortuito, se il contatto c'è stato. Ho solo guardato e ho anche esultato come se avessimo fatto un gol quando ho visto che la palla era fuori. Poi mi sono accorto che ha fischiato e mi sono reso conto che era calcio di rigore solo in quel momento. Però credimi, non ho visto il contatto. Sono stato pure ammonito perché ho tenuto a bada il segretario che continuava a protestare e io chiacchieravo cercando di spostare. Ho fatto l'arbitro, ammonito a me, non c'entravo niente. Infatti lì gli ho chiesto la spiegazione e la spiegazione dell'arbitro è stato è calcio di rigore perché non si è concretizzato il vantaggio. Comunque sta vivendo un sogno, Carta, Carta, da quando sì, lui è specificato sta vivendo un sogno. Tra l'altro, secondo me è stato ammonito perché uno in panchina, l'allenatore del Muravera del COS esatto, deve a parte essere quello, ma poi abbiamo capito perché Francesco Loi se lo tiene bello stretto Antonio Carta, perché sa dalla panchina con tutto il vento che c'è a Moneta, è riuscito a spostare col fiato esatto. E la palla di Cacciero. Tu immagini che la può fare davvero alle arrostite, quindi non vogliamo vederlo all'opera anche mister Antonio Carta. Dopo questa fesseria chiudiamo con l'Atletico Uri lanciando il collegamento col nostro Andrea Olmeo. Ciao Andrea. Buonasera Francesco, buonasera Roberto. Che bello in tutta la tua bellezza, raccontaci in 1 minuto e mezzo questo Atletico Uri Pomezia 2-2 che davvero ha lasciato tanta amaro in bocca al nostro caro Massimiliano Pava, che sentiremo poi dopo. Quindi a te il microfono.
Sì, assolutamente una partita divertente. Luri è partito bene, è iniziato subito forte. Secondo minuto, prima occasione da gol sul calcio d'angolo di Masia, Fadda di testa trova una gran parata di Marcucci. Poi il Pomezia si è un attimino chiuso, Luri faceva un po' di fatica a trovare il gioco, ha fatto un po' di fatica a trovare, diciamo, le vie giuste, le imbucate giuste. Poi al 32esimo, dopo 2 miracoli di Marcucci, è arrivato il gol di Fadda che ha sbloccato la partita e ha dato fiducia a Luri, togliendo un po' di certezze dal punto di vista difensivo al Pomezia. Poi dopo altri 10 minuti è arrivato il raddoppio della Loia, che trova appunto il gol dopo il gol vittoria di Arzachena, una Loia decisiva, è stato sicuramente tra i migliori in campo. Nel finale di secondo tempo appunto è arrivata un'altra occasione per il Pomezia, però i giallorossi di Mister Pava sono riusciti ad andare nello spogliatoio forti del 2-0. Nel secondo, appunto, è iniziata la partita, subito Luri di nuovo propositivo, come aveva finito il secondo tempo. Prima Loia, solo di fronte al portiere, conclusione potentissima, sfiora l'incrocio, e poi appunto è arrivata l'altra occasione di De Marcus, che solo per centimetri non è riuscito a trovare la porta. Cosa succede? Nel finale ci sono stati 3 minuti di follia. Luri provava a chiudere la partita definitivamente cercando il 3-0, però si è scoperta un po' troppa, 2 rigori nel giro di 3 minuti. Tutti e 2 messi a segno appunto da Massella, sempre spiazzando Gagliardi. Luri ha cercato in tutti i modi di provare a vincerla quella partita, però si è un attimino demoralizzata. Alla fine, nel finale, appunto, il risultato è stato 2-2 e sono più 2 punti persi che un pareggio. Ecco, insomma, per chiudere, Robby, anche con una battuta su Luri, visto che non si riesce a, in qualche modo, a espugnare, come ha detto Mister Pava giovedì, il terreno di casa, direi che Pava dovrebbe reindossare la talare e fare una bella benedizione al campo del Neto Martinez. Esatto, Don Pava. Esatto, Don Pava invece che Boss Pava, possiamo dire così, in versione Savastano. Serve forse l'anima più angelica per impartire una benedizione al Martinez, perché insomma non ne possiamo più di vedere punti persi nelle partite in casa. Andiamolo a sentire, scherzi a parte, il buon Massimiliano Pava al termine della gara. Abbiamo fatto una gran partita, peccato, meritavamo ampiamente di portare a casa i 3 punti, meritavamo ampiamente la vittoria per quello che hanno creato i ragazzi. Ci sono questi 2 episodi, questi 2 rigori che ci hanno penalizzato oltremodo, secondo me. Ci ritroviamo a commentare un altro pareggio interno e un altro pareggio che sa di beffa. Questo è il mio punto di vista, insomma. La partita però è stata una partita importante, una prestazione veramente di grande livello da parte dei nostri ragazzi, e faccio i complimenti perché sono stati veramente bravi, hanno fatto 2 gol nel primo tempo e manca il terzo che era validissimo, il gol annullato a Ghiani perché il ragazzo non tocca la palla con la mano assolutamente, ed è stato annullato un gol validissimo. Nel secondo tempo per mezz'ora abbiamo dominato il campo creando tante occasioni, purtroppo non siamo stati bravi, cinici o fortunati per poter andare sul 3-0 e chiuderlo. Il Pomezia non ha mollato, ci ha creduto, sono stati questi 2 episodi, i ragazzi insomma recriminano sugli episodi e rigori, però l'accettiamo e guardiamo avanti, ci teniamo stretta la prestazione che è importante. È confortante soprattutto perché se la squadra si esprime su questi livelli e gioca così bene c'è da essere contenti, insomma, pur consapevoli che sono 2 punti che ci mancano ancora. Oggi credo che si debba parlare dell'Atletico Uri, non assolutamente dei singoli. Ci tenevamo tanto a prendere 3 punti in casa, a conquistare la prima vittoria davanti al nostro pubblico, insomma, e ci tenevamo tanto, pesa, dispiace, però ripeto, quello che è importante è la prestazione. Sei stato preoccupato se non avessimo giocato bene, se avessimo ottenuto un pareggio striminzito, ma noi oggi meritavamo ampiamente di vincere la partita e portare a casa i 3 punti, perché abbiamo giocato una grande partita e quindi non posso essere preoccupato o deluso dal risultato, sì, dalla prestazione no, quindi i ragazzi devono stare sereni e tranquilli e soprattutto devono avere consapevolezza che giocando così si faranno tanti punti più avanti.
Sì, e questo è l'auspicio che chiaramente condividiamo anche per l'Atletico Uri. Siamo in chiusura. Grazie Andrea Olmeo per averci raccontato Atletico Uri Pomezia. Grazie a voi. Ci rivedremo presto. Roby, abbiamo al volo l'ultimo turno e il prossimo turno, scusami, non l'ultimo turno, della Serie D, anche per vedere quelli che sono gli impegni che attendono le quattro sorelle sarde, ricordando che insomma Arzachena Portici, Casertana Atletico Uri, partita davvero difficile per i giallorossi, Real Monterotondo, Ilva Maddalena e poi la super sfida di Tertenia tra Costa Orientale Sarda e Sorrento. Noi vi racconteremo tutto quello che sono le partite del weekend, ma come al solito il palinsesto sportivo continua a essere bello presente a partire già da domani, Cagliari Social Arena alle 19. Roby, grazie per essere stato con me, grazie a Marcello Muri in regia, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in TV e anche in streaming. Buona serata, buona domenica, sigla. Ciao ragazzi. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.